Gentile cliente, nonostante i nostri precedenti solleciti, ci risulta non abbia ancora provveduto al pagamento delle fatture. Oggi è stato sospeso il servizio idrico. Una formula asettica, la formula di questo cartello appeso stamane dagli addetti di Veritas davanti al cancello del Bed and Breakfast Le Magnoli di Via Malombra. Non un luogo qualsiasi, ma la struttura dove dall'ottobre scorso è stato creato un centro profughi che ha contato nei mesi un numero variabile di migranti e che ora è tornato ad attestarsi su un numero pericolosamente vicino alla soglia dell'allarme, ovvero 120 persone. Bollette non pagate per poco più di 3.000 euro, acqua staccata. Una mattinata non certo tranquilla per la cooperativa Ilal che gestisce la ormai famigerata Tendopoli, anche se le tende ora non vengono utilizzate. I residenti di Zerman raccontano di addetti precipitatisi stamane nei bar della zona con taniche per approvvigionarsi di acqua, vista l'azione coatta di Veritas. Una situazione emergenziale, data la presenza di così tante persone all'interno del centro, finché il debito è stato pagato e nel pomeriggio l'acqua è stata riallacciata. Sospiro di sollievo, ma il problema potrebbe riproporsi in futuro. Sul piatto ci sono sempre i ritardi cronici delle prefetture e del governo di pagamenti alle cooperative. Un allarme lanciato da mesi proprio dalla cooperativa Ilal e ancora senza risposta. La conseguenza è chiara, i conti anche quotidiani come le bollette cominciano a farsi pesanti. Quanto può reggere questa situazione? Se lo chiedono i residenti e se lo chiede l'opposizione in Consiglio Comunale. Un dato è chiaro, la situazione è fuori controllo, il sindaco che è ufficiale sanitario e dovrebbe esercitare un controllo quotidiano in questa struttura, non lo fa. Il sindaco Carola Arena non ha mai accettato l'imposizione del prefetto Laura Lega, ma, attacca Azzolini, non ha fatto nulla per opporsi concretamente. Una mozione per chiedere lo sgombero della Tendopoli è stata bocciata nell'ultimo Consiglio Comunale, ora l'opposizione torna alla carica. Noi abbiamo chiesto al sindaco di fare un'ordinanza per motivi contingenti ed urgenti di sgombero immediato, perché non si può non rispettare le minime regole igieniche e sanitarie dei regolamenti comunali.